Buongiorno a tutti, rieccoci qui con i nostri video informativi su alcune tematiche che riguardano la navigazione interna. Oggi abbiamo qui Pierpaolo Penzo. Il tema che affronteremo oggi è quello del diporto commerciale. Quali sono, Pierpaolo, alcuni aspetti che risultano così evidenti, visto che è un argomento questo che interessa a molte persone? Allora, come prima cosa bisogna tenere presente che il diporto commerciale, nel diporto commerciale abbiamo due tipologie di diporto: diporto per noleggio o diporto per locazione. Differenza tra uno e l'altro è che con il noleggio sono io che monto in barca e porto i turisti a fare il giro, mentre poi per la locazione affido alla barca ai turisti, gli spiego come funziona e poi loro vanno a fare il giro. Quindi è bene proprio marcare questa differenza. Bisogna marcare questa differenza, anche perché poi ci sono delle differenze per iniziare anche l'attività, nel senso che per il noleggio commerciale è assolutamente necessario, prima di venire presso i nostri uffici dello Ispettorato e quindi venire a chiedere i contrassegni necessari per lo svolgimento dell'attività, è importante andare presso un ente tecnico, chiedere appuntamento a un ente tecnico e chiedere il rilascio per l'unità che si andrà a utilizzare. Altra cosa fondamentale, ricordate che esclusivamente unità nautiche al di sotto dei 10 metri possono essere contrassegnate con... Quindi marchiamo anche questa cosa qui: unità nautiche al di sotto dei 10 metri. Questi sono natanti. Questi possono essere iscritti presso l'ispettorato di porto. Perfetto. Oltre i 10 metri bisogna andare in capitaneria di porto. Necessariamente alla capitaneria di porto. Quindi, tornando a noi, si stava dicendo che la prima cosa da fare è rivolgersi a un ente tecnico e che ovviamente sentire più enti tecnici, anche perché i costi sono diversi da ente tecnico a ente tecnico, e farsi rilasciare la cosiddetta idoneità al noleggio. Una volta dell'unità nautica, una volta ottenuta l'idoneità al noleggio, bisogna andare alla motorizzazione civile, solo la motorizzazione, e chiedere il certificato di idoneità al noleggio. E questo per quanto riguarda il noleggio. Ottenuto il certificato di idoneità al noleggio, così come per la locazione, a quel punto si viene presso i nostri uffici e si iniziano le pratiche presso i nostri uffici. Bene, per l'iscrizione effettiva, al diporto commerciale. Esatto. Bene, quindi riepilogando, allora abbiamo detto il requisito, si parla intanto di imbarcazioni fino a un massimo di 10 metri. Si parla di noleggio e locazione. Noi contempliamo entrambi i casi? Noi entrambi i casi possiamo. Perfetto, quindi contempliamo entrambi i casi. Altra cosa, il passaggio. Il primo passaggio, abbiamo detto, il rilascio di un certificato di idoneità al noleggio presso la motorizzazione civile, per quanto riguarda esclusivamente il noleggio, ripeto, sì. Esclusivamente il noleggio. Dopodiché si viene presso i nostri uffici e si iniziano le pratiche. Io consiglio a tutti di telefonare prima di venire, in modo tale che noi tramite mail trasmettiamo tutta la documentazione che è sia su stampati facsimile da noi detenuta, che eventualmente altra documentazione che è necessario far pervenire presso il nostro ufficio. Certo, quindi noi attraverso questo video cerchiamo di dare alcune informazioni che possono facilitare possono facilitarvi nel preparare questa pratica. Chiaramente, per ulteriori dubbi potete comunque sempre chiamare l'ispettorato di porto. Ecco, direi che in linea di massima abbiamo dipanato un po' gli aspetti fondamentali di questa materia. Quindi per oggi è tutto. Al prossimo video informativo, un saluto a tutti.